Iniziamo immediatamente parlando, Assessore, un'eccellenza in Veneto. Il Veneto è un'eccellenza per l'Italia, ma sicuramente anche in riferimento ai paesi europei, per quello che è la raccolta e poi tutto il percorso e il trattamento del rifiuto. Sì, una regione d'Europa che ha dimostrato che soprattutto grazie a quella che è stata la consapevolezza dei cittadini, perché innanzitutto è questo che il Veneto ha dimostrato di essere stato veramente all'avanguardia, quello di aver fatto capire ai cittadini che, partendo proprio dalla raccolta differenziata, la questione del rifiuto, che poteva essere un problema, si sta trasformando un po' alla volta anche in una consapevolezza che può essere un'opportunità. Quindi una risorsa anche di lavoro, che dimostra intanto il livello anche di cultura di una appunto, regione che guarda con attenzione a quella che è un servizio, perché dobbiamo ricordare che è un servizio dato ai cittadini, un servizio però a cui i cittadini partecipano e sono proprio loro che hanno dimostrato, grazie poi anche a quella che è stata una scelta del territorio, partendo dalle amministrazioni comunali, dando responsabilità alle amministrazioni comunali di quello che è stato un percorso che ha visto proprio in obiettivi che riguardano la raccolta differenziata, ma soprattutto anche le scelte per quanto riguarda la gestione, l'indirizzo. È un'evoluzione che ha avuto e continua ad avere anche adeguamenti normativi che guardano a quella che è soprattutto la responsabilità. I famosi ATO, ambiti territoriali omogenei, perché si sono trasformati adesso in bacini, raccolgono territori, mettono insieme amministrazioni che danno un indirizzo, danno appunto anche gli obiettivi di quella che è dalla raccolta allo smaltimento e incidono in maniera notevole poi anche sui risultati. I risultati che dobbiamo ricordare in Veneto hanno raggiunto già il 65% della raccolta differenziata, ma che vede sicuramente un obiettivo importante, previsto anche nel piano regionale che si sta approvando, andrà in discussione nei prossimi consigli regionali, un piano che vede l'obiettivo del 75%, alzare quell'asta che sicuramente dimostra che dal rifiuto si può recuperare, si può riciclare, si può recuperare anche energia, ma è questo l'obiettivo, quello di portare il meno possibile in discarica, perché purtroppo lo sappiamo, abbiamo situazioni anche di rischio nell'ambito di quello che è stato la gestione nel passato di certe discariche, abbiamo siti che hanno bisogno di bonifiche, che hanno bisogno di interventi appunto di messa in sicurezza a livello ambientale e su questo dobbiamo capire che appunto nell'ambito anche del servizio della raccolta e dello smaltimento ci deve essere anche l'attenzione per la messa in sicurezza di queste aree che sicuramente sono pericolose ma devono essere gestite.